finalmente siamo qui a Romanzeso. Sono qui con Fernando Posi, l'archeologo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, e andremo a parlare del sito archeologico di Romanzeso, strepitoso, bellissimo. Beh, siamo innanzitutto nel cuore dell'altopiano tra Pitti e Buduso, quasi ad 800 metri di altitudine, in un contesto naturalistico meraviglioso. E questo scrigno naturalistico custodisce uno dei più interessanti centri cerimoniali della Sardegna, tardo-nuragica o post-nuragica, a seconda delle diverse scuole di pensiero cronologico. È un sito di una strepitosa monumentalità, complessità monumentale, originalissima in alcune sue manifestazioni, tant'è che alcuni edifici presenti qui a Romanzeso, a distanza di 30 anni dalla scoperta, non hanno ancora un confronto nel resto dell'isola. Sì. Il complesso è stato riportato in luce. Poi qui abbiamo, vi faccio vedere più da vicino nel dettaglio, ma qua c'è proprio la mappa, la Esatto. planimetria del sito e come potete vedere ci sono... Sì, abbiamo la planimetria ci permette di vedere in maniera immediata e sintetica quello che è stato riportato in luce nell'arco di 8 campagne di scavo, che avvengono in un trentennio e più, dal 1988. L'ultima campagna si è conclusa nell'estate, nella scorsa estate, e ha riportato in luce non del tutto questo ambiente che è indicato in planimetria con il numero 10. Campagne di scavo che avvengono a grande distanza di tempo l'una dall'altra. L'ultima campagna arriva 20 anni dopo la penultima, quindi Accidenti. diciamo, con questa frequenza di indagine, prima di Secondo arrivare... te, poi adesso lo vedremo quando Sì. andiamo di là, secondo te c'è ancora molto da scavare? Dunque, Cioè ci sono delle aree che pensate praticamente molto interessanti? la gran parte di quest'area bianca che vedete è area archeologica da indagare. È stato riportato in luce una superficie di circa 3600 metri quadri su una superficie stimata con grande approssimazione di 3 ettari di superficie Caspita. archeologica conservata, quindi siamo grosso modo a un decimo della superficie. Considerate che i 9 decimi da riportare in luce eh, ovviamente darebbero un quadro molto più completo a questa complessità monumentale che noi riusciamo a leggere purtroppo in maniera superficiale, perché fino ad oggi è mancato quasi completamente un approccio di indagine multidisciplinare, Sì. quindi orientata in primo luogo al recupero, al prelievo e all'analisi, ad esempio, dei reperti micro e macroorganici. Per cui abbiamo una carenza enorme di informazioni per tutto quello che riguarda il paleoambiente, per esempio. Sì. E l'unico dato noto fino ad ora è la presenza probabilissima in zona della quercia da sughero, perché il sughero è stato ritrovato in strato archeologico. Ah, ecco. Eh, Un'altra carenza per quello che riguarda la possibilità di una conoscenza approfondita del complesso, per esempio, è legata a uno studio approfondito e sistematico dei reperti recuperati nelle 8 campagne di scavo, cosa che ancora Eh, non c'è purtroppo, e quindi anche le indicazioni di carattere cronologico che abbiamo per questo complesso sono assolutamente preliminari. Quindi diciamo che c'è tanto da C'è tanto da studiare di quello fare, che è stato già scavato, ma c'è anche da studiare per poi... il pregresso, e poi c'è tantissimo da fare come intervento di Sì. scavo ben strutturato, naturalmente. La complessità monumentale ve la dichiara immediatamente questa compresenza di colori. Ciascun colore è relativo alla diversa destinazione d'uso delle strutture, per cui il giallo evidenzia gli edifici a carattere sacro. Ora, dal punto di vista della destinazione d'uso complessiva siamo nella stessa situazione di un Santa Cristina di Paoli Latino, no? Ad esempio, ma qui vedete già 5 edifici sacri riportati in luce, con una grande varietà di soluzioni architettoniche, forme e dimensioni diverse, 4 tipi di edificio sacro Sì. praticamente che convivono al momento su questa piccola superficie esplorata. Quindi una situazione molto più complessa da questo punto di vista rispetto a un Santa Cristina. Per altro verso qui non abbiamo nessuna testimonianza al momento, ma neanche nei crolli superficiali, di presenza di edifici in tecnica isodoma o isodomica. Tutta l'architettura di Romanzeso si esprime
utilizzando questo materiale locale, questo granito locale di non grande qualità, che conferisce un aspetto quasi arcaicizzante, no? Queste architetture Sì. grandiose che si sviluppano occupando grandi Poi superfici fondamentalmente. andremo a vedere l'area cerimoniale Sì, con la Gradoni che è davvero bellissima, dove poi sono stati fatti anche dei bellissimi eventi. Allora, abbiamo, sì, chiedo scusa, dei tipi monumentali unici, e sono il cosiddetto labirinto nuragico, sì, che dovete prendere naturalmente come suggestione interpretativa, non come certezza scientifica, perché purtroppo questo è in assoluto il monumento più danneggiato da scassi abusivi. C'è ah, un'intensissima attività di scavi abusivi sì, che purtroppo caratterizza la storia di Romanzeso e che precedono l'inizio dell'indagine archeologica ufficiale. questo è molto Questo particolare, è molto dobbiamo dire. particolare, sì. Penso che mi sbaglio, forse non ci sono altre No, non uguali ci in Sardegna. sono confronti per questo tipo di edificio Sì. e qua si tocca veramente con mano quanto sia doloroso lo scasso clandestino così distruttivo fatto con mezzo meccanico, perché se Ah, sostanzialmente non riusciremo a trovare qualcosa ho di simile, capito. molto meglio conservato nel resto dell'isola, non capiremo bene Sì. in dettaglio che cosa poteva avvenire all'interno di quella struttura, al di là del fatto che ovviamente sulla base di quanto recuperato un edificio sacro. Sì, allora, Altro elemento unico nel suo genere, il cosiddetto Tempio delle Ambre, con questa struttura eccolo qui. massiccia, e poi naturalmente tutta la maestosa area cerimoniale annessa al Tempio a Pozzo. Ma le particolarità riguardano anche l'architettura abitativa, o comunque non a carattere sacro, Le capanne? le capanne, né quelle naturalmente a destinazione, no? Sì, Di riunione, strutture di riunione, capanne delle sì, riunioni che vedete evidenziate in verde. La novità riguarda questa forma di abitazione a pianta ovale, ne vediamo sì. scavate due, in realtà qui è un affiorare continuo di muri perimetrali pertinenti a questo tipo di struttura abitativa ed è un unicum a livello di Sardegna nuragica. Per quanto riguarda la forma, siamo sulla base di quanto recuperato nella prima età del ferro, non l'VIII secolo, ecco, i confronti ci rimandano all'Italia centrale che precede la Sì, nascita della civiltà etrusca e della Roma di età storica, con villaggi che hanno capanne di quella forma. Stessa situazione a Lipari. E sono ovviamente due ambiti d'oltremare con cui la Sardegna di questo periodo è in era contatto in contatto. archeologicamente Sì, documentatissimo. Rimane il problema interpretativo di capire perché fino ad oggi questo tipo di soluzione di abitazione è stata adottata sia stata adottata solo solamente... qui nel cuore dell'isola, Sì, in presenza di un clamoroso villaggio santuario quale era Manseso. Tra l'altro la benissimo. stessa forma ovale poi la si ritrova adattata in un Sì, contesto più sì, si articolato, vede... no? Un'altra caratteristica è la seduta a ferro di cavallo che caratterizza tutte le abitazioni di Romanzese. Un altro È un sito molto particolare. elemento particolare che si può già leggere è la concentrazione delle capanne delle riunioni. Qui ce n'è una sesta appena intaccata da uno scavo clandestino, tutte a ridosso di quello che rappresenta Queste in poi. verde sono le Sono capanne capanne delle delle riunioni, riunioni. due delle quali diventeranno qualcos'altro verso la fine del loro utilizzo. Adesso Dopo guardando, cioè, già qua ne vedo, allora sono 5, 5, una sesta qui, quindi ce n'è anche probabilmente, chissà, magari ce probabilmente ne sì, saranno state probabilmente in anche altre. questo sì, Quindi questo settore. dà l'idea che questo sito era importante e anche frequentato. Assolutamente, questo è un luogo centrale di un ampio territorio di riferimento. Sì, Oggi se ci guardiamo attorno dal punto di vista insediativo umano non vediamo praticamente nulla. sì, La situazione è completamente diversa però per l'antichità. vedere già qua 5 sale delle riunioni, Sì, certo. probabilmente ce ne sono anche Questo è altre. il centro Questo cerimoniale di significa che riferimento qua era un centro, non lo so, forse magari di incontro per commerci. Sì, c'è l'aspetto, diciamo, cerimoniale, sacrale che coagula attorno a sé tutta un'altra serie di valenze, naturalmente. Sì, Non a caso, appunto, tante capanne delle riunioni, perché in questo luogo si prendevano le decisioni importanti per tutte le comunità di villaggio sì. che facevano riferimento naturalmente a questo villaggio santuario. Allora, adesso andiamo a vederlo. Ehm,
cosa andiamo a vedere prima? Possiamo dare Andiamo a un'occhiata rapida vedere, quindi andiamo a vedere labirinto, il un labirinto molto passaggio. particolare, poi mano a mano ci Sì, ci avviciniamo qui avviciniamo. nell'area, forse quella più che Come... colpisce di più anche il Sì, turista. Molto sì. probabilmente qual è l'area che colpisce di più il turista? Forse l'area Beh, cerimoniale. quello è il monumento simbolo di È quella Romanzeso, sì, che piace di ovviamente, più ai turisti. assolutamente. Sì, Anche se poi è questa varietà architettonica sì, che infatti c'è una colpisce, varietà incredibile, impressionante. una varietà architettonica che sembra essere edificata nell'arco di almeno sette Senza secoli. dimenticarci che poi c'è anche il tempio Sì, il Tempio a a Megaron, Megaro. per quanto riguarda i riferimenti cronologici, ti dicevo, sono assolutamente preliminari. Pochi frammenti ceramici dall'area del Tempio a Megaron B ci riportano al XIV-XIII secolo a.C. Un frammento ceramico recuperato durante operazioni di manutenzione, non di scavo archeologico, all'interno di questa capanna delle riunioni. È un frammento di ceramica di produzione fenicia Red Slipware che ci riporta almeno al VII secolo a.C., però la gran parte dei materiali sono riferibili al passaggio tra secondo e primo millennio a.C., quindi bronzo finale, proprio orizzonte terminale del bronzo finale, prima età del ferro, che Ok, rappresenta il momento più sì. importante. Allora, andiamo a vederli in presa diretta. È il primo tempio a Megaron scavato a Romanzeso nella primavera-estate del 1996 ed è una struttura che in realtà ha tre fasi costruttive, tre fasi edilizie. Nella prima fase la planimetria del tempio era identica a quello di uno dei due tempietti a Megaron di Serra Orrios, con il vestibolo completamente aperto verso l'esterno, in uno schema doppiamente in antis, come si definisce. Poi, prima trasformazione, e il tempio a Megaron verrà chiuso sulla fronte del vestibolo da un muro rettilineo, di cui rimangono soltanto questi lembi appena affioranti dal terreno, muro che verrà demolito per raggiungere la facciata del terzo tempio, sostanzialmente la terza fase edilizia del tempio a Megaron, questa facciata curva che fa di questo tempio a Megaron di Romanzeso un unicum nel panorama di questa tipologia di edifici sacri. L'altro aspetto unico è la presenza di questi due allestimenti a delimitare degli spazi in concomitanza dei vertici interni del vestibolo. Lo scavo non ha potuto chiarire purtroppo la destinazione d'uso di questi spazi e al momento nessun altro tempio a Megaron presenta questa destinazione, questa situazione. Il tempio a Megaron era completamente saccheggiato da scavi abusivi che hanno danneggiato anche la struttura del sedile bancone che puoi vedere all'interno della cella, smangiucchiata qua e là dall'azione di questo scavo clandestino. I pavimenti in argilla battuta, la copertura a doppio spiovente, lignea verosimilmente. Questo è quello che rimane naturalmente degli elevati originari delle pareti del tempio. A breve distanza da qui, a una settantina di metri in linea d'aria, è il secondo tempio a Megaron. Qui a Romanzeso si ripropone la stessa Sì, situazione di Serra Orios d'Orgaio o di Sarco Esforros a Villa Grande, la convivenza di più edifici di questa tipologia. Non ha restituito praticamente nulla, una porzione di collatina, sostanzialmente un supportino a U in bronzo, in una collatina di piombo fuso, faceva parte evidentemente di un'offerta votiva, probabilmente di una base votiva, e qualche frammento ceramico. Quindi è difficilissimo riferire le tre diverse fasi costruttive a fasi cronologiche ben definite, ben determinate.
Benissimo, adesso siamo nel cosiddetto labirinto, perché ha questa forma un po' Sì, è che gli assomiglia. un'architettura articolata, complessa. Quel che rimane di questo monumento straordinario, perché è danneggiato in maniera gravissima da scavi clandestini fatti con mezzo meccanico, comunica proprio questa suggestione del cosiddetto labirinto, perché sono sopravvissute delle linee murarie concentriche, conservate per un'altezza poco significativa purtroppo, linee murarie in cui sembrano aprirsi, in quella esterna e in quella concentrica interna, ingressi sfalsati. Abbiamo l'ingresso esterno rivolto esattamente ad est, da lì si poteva accedere al monumento. Verosimilmente non saremmo riusciti ad arrivare direttamente al sacello centrale perché questo passaggio diretto ostruito dalla presenza di una linea muraria concentrica, oggi ridotta quasi a nulla, però un dato molto importante contenuto nello strato di devastazione di questo monumento era la grandissima quantità di pietre da muro che fanno pensare, fanno ipotizzare ad un'altezza originaria di queste linee murarie decisamente più importante, più significativa di quanto non appaia oggi. Se noi immaginiamo un monumento con linee murarie di altezza attorno ai 2 metri e qualcosa in più, ecco, questa suggestione del labirinto sembra quasi prendere corpo, no? Prendere sostanza. Quindi accesso all'interno dall'unico ingresso rivolto ad est, impossibilità di raggiungere direttamente il sacello centrale, dove mi trovo ora, per la presenza appunto di un muro concentrico interno che avrebbe impedito il passaggio diretto, nascosto probabilmente il cuore del monumento e obbligato a percorrere quel corridoio anulare che è ricavato tra le due linee murarie concentriche per arrivare al presunto ingresso intermedio che è stato possibilmente, dubitativamente, naturalmente la prudenza è d'obbligo, localizzato in questo punto. Se quello è veramente l'ingresso intermedio, è orientato a sud-ovest, non più ad est. Da lì si poteva completare questo percorso cerimoniale di tipo spiraliforme labirintico per arrivare all'ingresso del sacello centrale, di nuovo orientato ad est, ingresso che vedete così ampio perché il mezzo meccanico dello scavo clandestino ha demolito parte del muro perimetrale. Un pavimento lastricato caratterizzava tutta la zona attorno al sacello centrale e un bel pavimento a grandi lastre di granito, questa è l'unica parte sopravvissuta allo scempio, era presente all'interno di questo piccolo ambiente circolare. Per darvi un'idea della devastazione, questo livello di terra dove ho i piedi praticamente è stato ricostituito in occasione dello scavo del 1996. Qui avreste visto sostanzialmente una voragine che corrispondeva all'azione della benna del mezzo meccanico. In questo frullato, in questa collina di frullato sovrapposta a quel che rimaneva delle architetture originarie, quell'elemento che ha permesso di definire la natura di edificio sacro di questa struttura, parte di una base votiva con tutti i fori praticamente vuoti, le offerte votive già asportate, soltanto una conservava parte dell'offerta votiva in bronzo ancora infilata in uno dei fori e tenuta insieme alla base votiva della classica colatina di piombo fuso, e quello ha certificato naturalmente la natura di edificio sacro. Una grande quantità di reperti ceramici, frammentari, diversi oggetti in bronzo, soprattutto pugnaletti a lama semplice e un paio di spilloni recuperati all'interno, tutto quello che naturalmente non aveva, evidentemente non era appetibile dal punto di vista del mercato clandestino. Tra i frammenti ceramici, un reperto eccezionale, il collo di una fiasca del Pellegrino, modellato nella parte superiore in forma di murarie monotorre. Ed è questa porzione di fiasca del Pellegrino è esposta presso il Museo Archeologico Nazionale di Nuoro insieme ad altri reperti importanti provenienti da questo luogo così straordinario dal punto di vista della monumentalità che lo caratterizza. Lì a Nuoro si possono osservare appunto il collo della fiasca del Pellegrino, le collane in ambra, le punte e i puntali in bronzo provenienti dal cosiddetto Tempio delle Ambre.
la gran parte dei materiali naturalmente inedita e non è esposta nei magazzini. All'interno dell'area archeologica e qua siamo forse nell'area dove i turisti sono quelli che aggrada l'occhio, forse è la parte più bella. Sì, questo è il cuore monumentale di Romanzeso, è sicuramente il monumento più noto, il cuore pulsante del Sì, villaggio santuario naturalmente. Abbiamo una clamorosa area cerimoniale per cerimonie collettive, sono circa 48 metri di lunghezza di area cerimoniale, articolata in 4 ambienti che poi si concludono alla nostra destra con quel che resta purtroppo di un tempio a pozzo, con una camera conservata per circa 3,65 m di altezza. Si sta realizzando il modello in 3D di tutto il monumento e manca ancora 1,40 m circa di muro per completare in alto la chiusura ecco. della camera, quindi era un signor tempio a pozzo per così dire, con questo aspetto eccezionale, la novità assoluta di una grande area cerimoniale articolata su più livelli di gradoni su entrambi i lati, in qualche tratto in maniera simmetrica e in qualche tratto in maniera Andiamo a asimmetrica. Sì. vederlo dall'interno, così lo facciamo vedere da vicino. Un monumento che arriva fino a noi in condizioni di conservazione non ideale perché una serie di lavori, a cominciare dal 1919, legati alle necessità di canalizzare l'acqua della sorgente del Tempio a Pozzo per alimentare un Sì, abbeveratoio, hanno demolito già un secolo fa mh, parti importanti di questo monumento così particolare, unico nel suo genere. allora, ecco qua. Questa è l'area cerimoniale, guardate qua che Questo è l'ambiente spettacolo. terminale dell'area Sì, cerimoniale. guardate le gradinate. Naturalmente era un'area cerimoniale a cielo aperto che si concludeva sullo sfondo, un bellissimo effetto scenografico, Sì, con le coperture del Tempio a Pozzo che spettavano alla fine di questa fuga di ambienti cerimoniali. quindi qua, allora, perché di là c'è il pozzo, no? Sì, esatto, all'altra estremità il Tempio a Ah, Pozzo. avete un'idea di quello che poteva essere il rito? Due sono le interpretazioni sostanzialmente, una diciamo, l'interpretazione di chi ha avuto la direzione scientifica Sì, di 7 delle 8 campagne di scavi avvenute qui a Romanzeso, della dottoressa Maria Ausilia Fadda. Lei interpreta questi ambienti come vasche di raccolta dell'acqua di troppo pieno, che una volta risalito il vano scala andava a riempire parzialmente queste strutture, tra l'altro recuperando le quote originali dei pavimenti, dove è possibile. Si riesce a capire che questa sì, falsa impressione, no, di camminare sempre alla stessa quota è un'impressione dovuta ai lavori realizzati in epoca moderna. In realtà arriveremo a due ambienti che risultavano incassati di 50-60 cm rispetto alla quota dei pavimenti originali degli spazi adiacenti. vedete qua adesso stiamo andando verso la parte... Poi qua ci sono altre gradinate. Sì, 3 dei 4 ambienti in cui è articolata l'area cerimoniale presentavano gradoni su entrambi i lati. Come hai potuto vedere, man mano che ci si Sì, avvicina al adesso Tempio a vi faccio Pozzo, vedere dietro. la dimensione degli ambienti si riduce e via via, al contrario, si Ecco qua. amplia man mano che ci si allontana dal Tempio a Pozzo. Adesso ci avviciniamo, andiamo a vedere
Eh, Tempio a Pozzo, guardate com'è bello. Dovete immaginare la presenza di Sì, gradoni anche su questo lato, gradoni demoliti in questi interventi di canalizzazione ecco. dell'acqua sorgiva del 1919. Quindi prova perché anche qui era come qua. Sì, qui tra l'altro questi lavori determinano anche la perdita purtroppo delle parti centrali degli ambienti. Sotto i nostri piedi, in Sì. profondità, sul fondo di una fossa scavata nel 1919, corre la canaletta moderna che cattura l'acqua tuttora direttamente dalla Camera del Tempio a Pozzo per portarla all'abbeveratoio che nel frattempo, negli anni 60, è stato spostato oltre l'attuale delimitazione Ah, dell'area ecco. archeologica. Andiamo a vedere da vicino. Mentre del Vano Scala, come vedi, non resta nulla Ecco qua. sostanzialmente, proprio perché nel 1919 lo scavo di questa fossa determina la perdita dei gradoni originali, dei gradini originali. Per darti un'idea, dall'apertura di destra, in Sì. coincidenza dell'apertura di destra, da sotto quella lastra parte dal livello del pavimento la canaletta moderna tuttora, quindi l'acqua, anche quando è abbondante, finisce direttamente nella canaletta moderna e da lì Sì. corre verso Guardate che bello. l'abbeveratoio. Tutta l'opera muraria della Camera del Tempio a Pozzo si appoggia alla roccia naturale. I punti di captazione della vena sorgiva sono quelle due aperture che vedete. Caratteristica la presenza di questa sorta di seduta, ma che Sì. può fungere anche da, diciamo, da base omogenea d'appoggio per la muratura che poi andava in altezza fino a concludersi con la chiusura completa della Ah, falsa cupola. eh, si vede Quell'elemento. proprio la seduta, cioè i Sì, sedili. esatto, sì. Se Qui quella, probabilmente loro qua si se sedevano. quella è una seduta, a tutti gli effetti, evidentemente dobbiamo immaginare che anche in epoca antica ci fosse una fluttuazione nella portata della vena sorgiva, Sì. perché naturalmente non possiamo immaginare il fenomeno del troppo pieno, che tra l'altro doveva Sì. raggiungere questa quota. Questa è la quota originale, verosimilmente, del vestibolo del Tempio a Pozzo. Questo è un inserimento nell'ambito di un intervento di consolidamento, quindi non fa parte della struttura originaria. Quella è la quota del pavimento del Tempio a Pozzo, quindi noi siamo un 50 Aspetta. cm sotto la quota originaria. Ovviamente se il troppo pieno doveva raggiungere questa Sì. altezza, è impensabile che qualcuno sedesse all'interno della seduta, Sì. all'interno della camera del pozzo. Eh, Qui è una situazione non simmetrica, su questo lato avremmo visto una serie di gradoni, mentre qua un basso muro che partiva allacciandosi alla struttura del vestibolo del Tempio a Pozzo, e questa è la quota di partenza del muro. Di nuovo noi siamo una cinquantina di centimetri sotto il pavimento originario. Ovviamente i pavimenti sono stati sfondati in questi interventi fatti in epoca Sì. moderna, purtroppo. All'interno di questi due ambienti invece, un piccolo ambiente rettangolare cui faceva seguito a un più grande ambiente ovale, siamo effettivamente alla quota originaria del pavimento, come indicano queste due lastre. Sì. Ritorniamo qui nella parte più caratteristica, dove qui poi sono stati realizzati numerosi eventi Sì, questa questo estate, è, il pubblico ha apprezzato. Guardatelo qui come si vede. questo è il luogo fisico per le manifestazioni estive che avvengono a Romanzese, ma da diversi anni, gli ultimi tre in maniera molto strutturata, con vere e proprie rassegne. E quindi spettacoli teatrali, musicali e poi conferenze con proiezione su maxi schermo, Sì, bellissimo. come quella che appunto probabilmente è un'area cerimoniale che non nasce così, come la vediamo, ma ha uno sviluppo progressivo da una prima area cerimoniale limitata probabilmente al Tempio a Pozzi e ai primi due ambienti dove eravamo prima, poi Eh, si aggiunge questo vano che come vedi non ha gradoni, sono semplicemente sì. delle pietre messe diciamo, a placcare le pareti del pendio naturale. Queste pietre che vedi, no? La capanna è dotata di un focolare in posizione appena decentrata e di un pavimento
in lastre di granito. Le parti mancanti delle sedute purtroppo sono state asportate in questi interventi di scavi abusivi che hanno preceduto. Allora, andiamo a vederlo. Allora, secondo i vostri dati, di che periodo stiamo parlando qua? Bronzo finale? Dunque, nelle altre strutture simili i materiali sono di bronzo finale prima del ferro, soprattutto bronzo finale orizzonte terminale. Di queste strutture Guardate non abbiamo il dati. focolare. Ecco, la mancanza di quella parte della seduta perimetrale è legata proprio alle attività di scavo clandestino Adesso che precedono ve lo lo scavo faccio profondo. vedere. Guardate, qua è presente tutta i sedili per sedersi. In questa parte qua manca totalmente. Come diceva l'archeologo, purtroppo è oggetto di scavi clandestini. Una capanna delle riunioni all'interno della quale però rimane soltanto una piccola parte della seduta, un terzo circa, tutto il resto Guardate, purtroppo demolito in questi scavi abusivi. Però se notate nel muro si legge benissimo la linea lungo la quale la sì. seduta originariamente continuava. Poi al centro Al centro un bel il focolare, focolare è pavimento eccezionale. in argilla battuta, ed è questa la struttura che ha restituito la frequentazione più recente al momento documentata a Romanzeso di inizi VII secolo. Siamo adesso davanti a una struttura parrebbe rettangolare. Sì, apparentemente non è completato lo scavo, quindi lo scavo a cura del dottor Franco Campus è legato ad un finanziamento dell'Unione dei Comuni, appunto erogato in coincidenza con il centenario della prima scoperta, della prima notizia relativa. Allora, adesso ci avviciniamo a un altro monumento, guardate qua. Un monumento straordinario, particolarissimo nella concezione dell'architettura e dell'organizzazione degli spazi interni ed esterni. Un massiccio corpo rettangolare che racchiude e delimita un piccolo ambientino che presenta una larghezza di circa 1,65 m, che è inferiore a ciascuno degli spessori murari, sia sui lati lunghi che sui lati brevi. Questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso che, come vedi, a differenza, non somiglia dal punto di vista della planimetria rettangolare vaghissimamente a un tempio a Megaro, Sì. ma la concezione è completamente diversa. E una delle differenze sostanziali, al di là della differenza, no, tra spazio utilizzabile e spessore murario, è legata anche all'ubicazione dell'ingresso, che a differenza di quel che avviene nei templi a Megaron dove è sempre nel lato breve, qui è nella parete laterale. Andiamo a vederlo all'interno. Sì. Prego. L'ingresso è nettamente sopraelevato dal terreno e introduceva all'interno di un piccolo ambiente a pianta rettangolare con un pavimento lastricato e un allestimento non ben determinabile, sopraelevato. L'aspetto interessante è che l'ingresso viene trovato chiuso ermeticamente nell'ambito della campagna di scavi avvenuta tra il 1998 e il 1999. Quindi qui avreste visto una parete continua in cui si leggevano chiaramente gli stipiti di una porta murata. Questi spessi muri, salendo in altezza, sporgevano verso l'interno, aggettavano, e poi la copertura finale realizzata con quelle lastre, ne vedete alcune lì in Eccole piedi, là. Sì. disposte a piatta banda. Una struttura che, diciamo, trasmette suggestioni di carattere funerario, Sì. no? Caratterizzata tra l'altro all'esterno da una piccola area votiva, marginata su un lato da 3 pietre verticali, tutte e 3 spezzate, anche quella più alta. Ingresso murato ermeticamente, dopo che all'interno è stata depositata un'offerta di bronzi. Da qui provengono gli unici bronzi significativi rinvenuti a Romanzeso nell'ambito di 8 campagne di scavi, e sono punte di lancio e puntali, rinvenuti alla base delle pareti, sistemate con grandissima cura. Tutto lasciava intendere una deposizione di carattere rituale, molto curata.
insieme alle armi in bronzo, due bottoni nuragici, quelli conici in bronzo, uno terminato da una protomedariete, uno da una colombina, un uccellino. Il rinvenimento di bottoni del tutto simili in ambito peninsulare all'interno di contesti funerari di seconda metà del IX, inizio VIII secolo a.C. ci danno anche il momento verosimilmente in cui avviene questa deposizione e viene chiuso l'ingresso. Dopodiché la deposizione di offerte votive avverrà nella piccola area votiva esterna, da dove proviene il più significativo e importante rinvenimento di elementi di collane in ambra mai effettuato nella Sardegna di epoca nuragica, tardo-nuragica, post-nuragica, insomma. Tutta l'area esterna è organizzata con almeno un doppio bancone che si affaccia verso uno spazio delimitato da una sorta di temenos che affiora dal terreno per infilare. Perché questo monumento così imponente, così importante, così particolare nella sua architettura e nell'organizzazione degli spazi, fosse il luogo, diciamo, di una sorta di sepoltura virtuale e quindi il luogo fisico connesso ad una sorta di culto funerario di tipo. Ecco le tre pietre, tutte e tre spezzate, anche quella di altezza maggiore, che Aspettate, delimitano. scusami che le inquadro in un'altra maniera per farle vedere, se no non riusciamo. Ecco qua. Allora, guardate qua. Qua abbiamo tre pietre, di cui quella centrale è spezzata. Sì, tutte e tre in realtà. Tutte e tre? Tutte e tre spezzate, anche quella di altezza maggiore. Guardate. E questa è un'altra area. Questa è un'area votiva esterna, e da qui che proviene questo eccezionale rinvenimento in una stratigrafia completamente. E l'ambiente principale ripropone esattamente lo schema della capanna a pianta ovale, che poi vedremo invece isolata, ma qui riproposta in un contesto molto più articolato. Bellissima. Con all'interno la caratteristica del grande sedile a ferro di cavallo che ricorre sempre con questo schema, praticamente affrontato all'ingresso. Sì. Questa era, scusa se ti interrompo, Sì. Questa come era chiusa nella parte alta? Coperture lignee. Ecco. Perché questo è l'unico edificio in cui sono state evidenziate tracce chiarissime di un incendio, evidenziato proprio da questa grande quantità di frammenti di legno carbonizzato pertinenti al tetto ligneo che aveva preso fuoco ed era crollato all'interno dei due ambienti. Purtroppo l'indagine non è conclusa, è rimasta in sospeso dalla primavera del 2000, ed è rimasto in sospeso anche sostanzialmente lo scavo dell'ingresso, che è ancora occupato, era proprio qui di fronte a noi, ed è occupato ancora dai crolli. Il secondo ambiente è oltre quel muro, quel tramezzo a piccole pietre, il terzo ambiente, quello spicchio in alto a sinistra, dove lo scavo si è fermato ai livelli superiori, non ha raggiunto la quota del pavimento. Tutto il resto è cortile. Adesso sì. Sì, verosimilmente a cielo aperto, perché dal cortile non provengono frammenti di legno carbonizzato. A fianco una grande capanna delle riunioni, che poi verrà trasformata in qualcos'altro, una tramezzatura interna, quindi segna la trasformazione da capanna delle riunioni ad abitazione, verosimilmente. Un'altra capanna delle riunioni adiacente, appena a breve distanza da questa che abbiamo di fronte. Su questo lato abbiamo capanne delle riunioni con nicchie, grandi nicchie, ma prive di focolare, mentre nell'altro settore, come abbiamo visto prima, al contrario, capanne delle riunioni con focolare, ma prive di nicchie. Quella collinetta che si vede sullo sfondo, oltre la sughera, è un'altra grande capanna delle riunioni, verosimilmente, appena intaccata da uno scavo clandestino. Una capanna, un'abitazione scavata nell'estate del 1998. Quello scavo si rivela di un'importanza clamorosa, perché per la prima volta viene documentata questa forma così caratteristica, a pianta ovale, a pianta ellittica, di abitazione, che va a rompere una tradizione consolidata dove l'organizzazione dello spazio di un villaggio
di epoca nuragica, vedeva la presenza di capanne circolari, no? Normalmente di capanne circolari o di più ambienti che condividono una parete aperti su uno spazio comune, le cosiddette insule. Questa rappresenta una novità assoluta. Ritroviamo il sedile a ferro di cavallo di fronte Sì, all'ingresso. Ecco, quelle piccole aperture che vedi nel muro, delle nicchie. sì, sembrano degli stipetti, ma prendili veramente col beneficio del dubbio, mentre su questa parete si vedono nettamente due nicchie, Sì, una architravata e dell'altra sono visibili gli stipiti, con parte del deposito di crollo ancora in situ, mentre la sughera crescendo ha demolito la parete di sì. fondo della sughera. Su quel tratto di roccia naturale affiorante si conservava un lembo di pavimento in argilla battuta nel 1998. Anche questa struttura completamente stravolta da scavi abusivi, elementi ceramici recuperati hanno potuto documentare la destinazione Allora, d'uso e questo siete riusciti a datarla? Siamo Siamo sempre sul sempre finale sì, bronzo, fine sul ferro, inizio X, ferro. no, non un secolo avanti Cristo, sì, l'orizzonte più documentato è proprio questo. Questo è uno dei, guardate, qua come ha detto l'archeologo, siamo di una importanza unica, perché questo è uno dei rarissimi esempi dove la forma, adesso guardatela, non è circolare come ha appena spiegato, ma è ovale. Quindi io mi immagino lo stupore degli archeologi quando Sì, stavano scavando e si trovavano lì a vedere che c'era qualcosa di una diverso. tipologia assolutamente inedita Guardate, e ce ne sono tantissime che affiorano dal terreno in questo settore. Tutti questi scavi clandestini che si notano nel sottobosco sono fatti in coincidenza di capanne di questa sì. forma. Sì. Benissimo, allora abbiamo fatto un bellissimo giro con l'archeologo su tutta l'area archeologica, ci sarebbe da parlare davvero per tantissimo tempo perché l'area è veramente ricca, Ricca e di... vasta. Sì, ricca e vasta, quindi c'è davvero da perdere la testa, venite qui con tranquillità, portate la famiglia e i bambini, tanto c'è un'area grande dove si può camminare, passeggiare, respirare aria pulita. Allora sono qui con Francesco, il presidente della cooperativa Iselai. Buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, durante l'estate ho visto che avete organizzato tantissimi eventi davvero molto interessanti, tra cui uno sono riuscito a venire, davvero bellissimo, quello sull'archeogenetica. Il lavoro che state facendo è strepitoso, davvero i complimenti, faccio i complimenti a te e a tutto lo staff della cooperativa perché il sito gestito benissimo, lo so perché a noi ci arrivano anche delle segnalazioni, quindi sono sempre dei complimenti per voi. Ringraziamo il pubblico che apprezza il nostro lavoro. La cooperativa da 20 anni gestisce l'area archeologica di Romanzesi e non solo, gestiamo anche i musei giù in paese, il museo etnografico e il museo multimediale del Cantatenore. Lei citava il periodo estivo, ecco, proprio nel periodo estivo già da diversi anni la cooperativa si adopera ad organizzare un cartellone di eventi per valorizzare sempre di più l'area ed offrire ai nostri ospiti qualcosa di nuovo. Il cartellone è ricco di eventi che variano da momenti culturali. Hai citato l'evento dedicato all'archeogenetica, esatto, ma anche momenti diciamo, dedicati alla musica assolutamente, i reading letterari, quindi cerchiamo un po' di accontentare il pubblico, ampliando lo spettro delle Adesso immagino che state già pensando un po' alla prossima sì, stiamo già pensando stagione, alla state prossima anche stagione. sistemando l'area archeologica per renderla sempre più fruibile, più interessante. Assolutamente. Dovremo costruire a breve una passerella che permetta di attraversare l'intera area in maniera agevole, quindi anche facilitare la fruizione ai diversamente abili nell'attraversare l'intera area archeologica. L'area archeologica già da tempo è stata dotata anche di pannelli con lettura in braille, Sì, ho quindi visto. anche per gli ipovedenti abbiamo avuto noti di riguardo, quindi cerchiamo sempre di più. Sì. L'area, ricordo, è aperta tutti i giorni dell'anno, quindi non chiude mai. Chi viene a Natale ci trova e siamo ben lieti di accogliere. Quindi, aspetta, ripetiamolo. Allora,
voi durante l'inverno, e qui vi posso dire che fa freddo, però voi siete qui. Siamo aperti, noi da contratto dobbiamo tenere l'area aperta e siamo bene e felici di ospitare. Anche il sabato e la domenica? Sabato e domenica, Visto? 365 giorni l'anno. Sabato e la domenica hai fatto una bella passeggiata, portate anche i bambini perché si divertono, anche se avete il cagnolino si può portare. Assolutamente, siamo bene. Per quanto riguarda le visite guidate, ricordo bisogna rispettare gli orari che sono previsti per i tour di visita guidata, quindi basta collegarsi ai nostri siti o alle nostre pagine social e si trovano tutte le informazioni necessarie per usufruire dell'area. Sì. Allora, quindi la cooperativa vi aspetta qui, Romanzeso vi aspetta qui, bellissimo da vedere, quindi venite in inverno, in autunno. Poi voi fate parte anche del circuito di Sarina Turistica e tra poco riprende Archeo Caccia, quindi una bellissima iniziativa per tutta la famiglia. Quindi approfittatene, venite qua, lo visitate. Ecco, un'altra piccola informazione che tengo a dare è che l'area è munita di un'area picnic, di uno spazio picnic, quindi chi vuole venire a trovarci e vuole trascorrere un'intera giornata o parte della giornata e pranzare al sacco, disponiamo di un'area dedicata. L'area a disposizione. Assolutamente. Bellissimo. Ti ringrazio Grazie a lei per la tutti visita. quanti voi della cooperativa, tutti quanti dal primo all'ultimo, siete gentilissimi. Ci vediamo presto qui da Romanzeso. Arrivederci. Ciao a tutti.